È questione di ore. L'annuncio della formazione del nuovo governo guidato da Enrico Letta è imminente. Dopo quasi un anno e mezzo senza un suo rappresentante, il Veneto vuole nell'esecutivo almeno un suo ministro. Se la parola d'ordine è competenza, l'ex senatore trevigiano del PDL Maurizio Castro fa notare come nella nostra terra i politici preparati a fare il ministro non mancano. Pierpaolo Baretta o come il neoeletto Giorgio Santini. Sono stati entrambi segretari generali aggiunti della CISL, uomini che conoscono benissimo il mondo del lavoro, ma mai sono stati percepiti nemmeno dalle loro controparti come uomini di parte. E perché no, Galan al turismo, Sacconi all'industria e un posto lo merita anche Brunetta, prosegue il manager ed ex parlamentare. Il Presidente del Consiglio dovrà trovare il giusto equilibrio tra politici esperti e giovani che esprimano il rinnovamento da tutti auspicato. Il nome è ininfluente rispetto a questo. Ilaria Capua potrebbe essere un ministro competente in campo scientifico? Ma sicuramente potrebbe essere parte di questo governo, sicuramente una persona competente, su questo non c'è dubbio. Singolare l'atteggiamento del senatore veneziano del PD Felice Casson, che prima di dare il suo voto al nuovo governo ha detto vuole vedere la lista dei ministri. A Vicenza si spera nella riconferma dei veneti di area berlusconiana. Il loro primo obiettivo, dice Pierantonio Zanettin, coordinatore provinciale e senatore del PDL, dovrà essere il rilancio dell'economia e dell'occupazione. Penso a Brunetta, penso a Galan, penso a Sacconi. Credo che qualcuno di loro troverà sicuramente spazio all'interno del nuovo governo, poi ce ne possono essere anche altri, ma sono di altri partiti. Niente sostegno al governissimo PD-PDL, ma opposizione costruttiva da Sinistra, Ecologia e Libertà, purché nell'esecutivo non ci siano vecchi nomi. Alcuni ministri veneti come Brunetta e Sacconi non si sono certi distinti per delle politiche che abbiano aiutato le persone, soprattutto il ceto medio e il ceto più debole, che sono stati colpiti da una politica disastrosa.